È stata restituita alla cittadinanza la villa comunale di Realmonte dopo gli interventi di messa in sicurezza, sistemazione e rifacimento dell'arredo urbano. Un altro traguardo importante raggiunto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Sabrina Lattuca. Non posso che manifestare tutta la mia soddisfazione. Oggi si inaugura la villetta comunale, oggetto del nostro programma politico, e dove insomma abbiamo tribolato un po' perché c'era un dissesto idrogeologico sotto la vecchia fontana, quindi è stato necessario fare dei calcoli, depositarli al genio civile eccetera e mettere a punto intanto la sicurezza, cosa che è stata fatta. Successivamente ci siamo occupati della riqualificazione e delle parti verdi, ma anche dei decori. Colgo l'occasione per ringraziare, l'ho detto precedentemente, chi ha partecipato anche su base volontaria e gratuita, chiaramente non passando per l'amministrazione ma per le ditte che avevano il compito di installare questi manufatti. Ecco, alcuni artisti del territorio hanno donato alla collettività la loro arte, ecco, su base volontaria, gratuita, e dando un po' di bellezza a questo comune così bello, così accogliente. Si vede, il progetto ha lo scopo di restituire il Mediterraneo a Realmonte, l'elemento fondamentale è l'acqua come fonte di vita, i colori che ci rappresentano come elemento identitario, ceramiche dipinte a mano, realizzate esclusivamente a mano, dipinte, grafici, e simboli che rappresentano il contesto familiare, quindi l'unione dei nuclei e quindi la sinergia tra le comunità che viene dai singoli. Insieme, io lo dico sempre, si fa la differenza, tutti quanti si fa squadra e si raggiungono gli obiettivi. Ecco, quello di stasera è un ulteriore grande obiettivo, traguardo raggiunto dall'amministrazione, che è riuscita a dimostrare che la bellezza è una ed è quella del nostro territorio. Il punto fondamentale di quest'opera è l'acqua, perché l'acqua è vita, è anima, è amore e famiglia, quindi rappresenta la vita, il nucleo familiare, è il motore del tempo, il tempo che cambia, quindi passato, presente e futuro, ed è un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Con le anfore noi vediamo corpo e anima, quindi contenuto e contenitore, e l'anima è immortale. L'intervento è mirato soprattutto a quello di recuperare il nostro panorama e quindi ridare in maniera, diciamo, prepotente, ecco, quella che è la bellezza delle nostre prospettive, anche ammirandole dalla piazza. Il nostro, diciamo, il comune denominatore di questo progetto, oltre appunto alla parte del panorama, è stato quello di dare una fruibilità più lineare rispetto alla precedente. E poi, al di là di qualsiasi discorso dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, diciamo, di contratti e di parcelle varie, diciamo che il mio contributo, oltre a quello dell'impresa, delle altre figure che sono entrate all'interno di questo intervento, è quello di dare quel di più, quella parte che usciva fuori dalla nostra anima come realmontesi doc, e dare veramente e finalmente questi spazi alla comunità. È stato proposto questo progetto così ambizioso, perché dico ambizioso perché nel termine ceramistico realizzare queste anfore così di una certa grandezza hanno delle difficoltà, però ho sposato il progetto e ho cercato, come vedete, di portarlo a termine, e ringraziando alle nostre, diciamo, anche ai miei collaboratori, insomma, abbiamo realizzato questa grande opera. Spero che lo potete apprezzare per quello che è, sperando che possa dare anche un valore aggiunto a questo paese che è veramente meraviglioso, con la speranza che il progetto di per sé parla della famiglia, che la famiglia è la cosa più importante, che è la base della nostra vita.